Mattia, presentati. Eccomi qua. Questa è Mattia. Siamo in partenza oggi. Caldo. Speriamo, sì, molto caldo. Crema solare. Non manca mai. Questo è il mio babbo. Buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno. Oggi direzione fuori mare. Vediamo di beccare qualche calamaro, se Dio vuole. Sì. Vero Mattia? Ci vediamo dopo in dopo, pesca. ragazzi. Ciao ciao. Pronti? Con calma. Abbiamo preso tutto. Fa, metti le chiavi là dentro, se no restiamo a piedi dopo se mi casca in mare. Vedi, Mattia saluta, viene a pescare i calamari con questi pesciolini qui praticamente, no? E cosa prende? Lo sgombro. Lo sgombro che tutta quest'estate siamo andati in cerca, ma ce n'erano veramente pochi. Colore, guarda che colori che ha, bellissimo. Bello. È un bel pezzo. Sentite un bel po' di mangiate, ma con le esche per i calamari non si appendono, quindi quella è stata una botta di fortuna. Di culo.
Vabbè, freddo No, Muy freddo, mai come quella volta però Mattia, meno 7 dai. no, che a volte dai, oltre ogni... Aspettative. Tu a canna. A momenti a Mattia gli cade la canna in acqua. Entra mia la canna dopo. Faccio andare piuttosto a canna, va? Sì, ma io manca un pelo che andasse dentro. No, guarda. No, ancora. Ho infatti cuore. Sul più bello che gli sto spiegando a Mattia come usare i pesciolini, lui cosa fa? Aggancia un calamaro. Tipo adesso. Ecco, bravo. Dai, fai questo. No, no, figa che ne perdiamo, vaffanculo. Tipo adesso. Aspetta che non tiro masa, va che non perdo. Vai in figa, brutta merda. Madonna. Grande Mattia, un calamaretto. Aspetta che te vedo. C'è che tiro dietro. Ricordatevi amici, nel recupero del calamaro di essere molto delicati perché se no strapperete i suoi tentacoli e perderete la preda. Guarda che questa te la meglio qua. Tu senti meglio tipo qui. Se ti sei sicuro Mattia, ti tiri in alto ben finché tu senti. Eccolo qua, vedi? Ce l'hai? E mai mollare la presa. Non ci serve. No, no, tira fuori tutto, se 2 metri. È fatto apposta. Eccolo che arriva, eccolo. Ah bene, il mio primo calamaro della vita. Dai che ce l'ho. Insegna a pescare. Guarda che se era bello da stamattina, le ore belle che abbiamo perso stamattina perché il mare era agitato. Ecco, no? Adesso sto ancora cercando di capire in che punto chi è. Però ho visto che adesso mi sono spostato più giù e non ci sono. Ci da stare più su. Meglio con questa, vero? Si sente di più. Ecco qua, Mattia, dai. No? Meglio una canna morbida, perché strappi i tentacoli. Guarda questo prima che strappare i tentacoli. Adesso troviamo il buco. Lo senti il calamaro? Senti un bel peso rispetto a quello che ti dà. Ecco, che ciccio. No, te si tacca sotto. Bravo. Si stacca, bravo. No, non credo.
Pensa che l'anno scorso pensavo che mi ero attaccato sotto ieri ad calamari. Però perché ti sei attaccato sotto? Perché ti alza massa fioso? Ragazzi, mi lo sento in giro. Fra poco bisogna spostarsi da nuovo. Però andiamo un po' più su. Perché ho visto qui su, come che livello ci sono. Sul più bello mi giro e vedo una grande mangianza sull'Eco Scandaglio. Guardate amici. Guardate i pesciolini, una roba inaudita. Ma non c'è poi neanche uno lì, Ah, ma le pesci quelli, le mie calamare. Beh, che se mi metti un pezzo di sardina li prendi tutti. Sì, ma i grandi? Ah sì. Ce l'hai? C'è. No, non credo. A meno che non sia minuscolo. No, c'è. È minuscolo. No? Vedi che cos'è? Un schifo. Medusa. Mattia ce l'ha. Mattia, se non ci fossi tu non mangiamo questa sera. Sarà chissà cosa che è la fortuna del pescatore. Eccolo qua. Grande, vai Cristian. Vai, chi pensa a quello? Dai, a fatto cacchi. Tenetele cura, non vi preoccupate, basta le prendete voi. Mattia, fai vedere il calamarino. Eccolo qua. Oh, Eccolo qui. oh. Piccolino ma c'è. Adesso arriva anche il mio. Aspetta, vai. Vai, figa. Pare chi gabbia il vino. Aspetta che ti sfogacci tutta la barca. Sempre l'arancione, Sì, anche l'è rotto il pesce. l'hai rotto il pessetto. La canna, ciappa, mo è tutto. Te lo dite o sta a mettere le canne?